Un vecchietto partenopeo che grazie alla Costituzione ha vissuto da nababbo senza lavorare. Così il consigliere regionale Giovanni Furlaneto ha definito in aula il capo dello Stato, guadagnandosi un richiamo formale del presidente del Consiglio Clodovaldo Ruffato. Ma l'esponente della Lega non si rimangia la parola o sull'espresso delle critiche spiega come si dovrebbe poter fare in una democrazia. Noi per esempio abbiamo un presidente del Consiglio, non che io lo ami più di tanto, ma sul quale tutti i giornali ogni giorno si scatenano con frasi ingiuriose e anche di più. Solo per aver detto una cosa anche secondo me simpatica come un vecchio zio, tutti si sono scatenati creando addirittura un presupposto di vilipendio che assolutamente non c'era, non vuole esserci, però insomma qualche critica bisogna pure essere liberi di farla. E a chi gli ricorda che secondo la legge italiana chiunque offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica è punito con la reclusione da 1 a 5 anni, Furlaneto risponde senza scomporsi. Questa è una cosa probabilmente ancora voluta dai comunisti nel dopoguerra e continuano a mantenere questi presupposti di punizione che non so, sembra più un paese dell'est ma di quelli con i dittatori che non una democrazia avanzata quale dovrebbe essere l'Italia. Quello che è davvero inaccettabile per un paese democratico non sono certo le critiche a un presidente che osa Furlaneto, ma dichiarazioni come quelle di pochi giorni fa quando Napolitano ha detto che si deve usare la forza repressiva contro chi parla di secessione. Sì, noi da veneti, siccome ci sentiamo sfruttati, vorremmo anche cominciare a dire che dobbiamo avere la possibilità anche di un referendum per l'autodeterminazione, perché non possiamo più andare avanti così. Qui fa morire anche noi e quando noi non avremo più la capacità di produrre reddito come la stiamo producendo adesso sarà un problema anche per il sud del paese.